l'autrice principale che ha ideato questa serata. E insieme l'amministrazione comunale di Villacidro, la Fondazione Sardegna, che doveva essere rappresentata dal direttore della Banca di Sardegna, ma si scusa di non essere potuto venire perché è fuori dalla Sardegna. E ancora l'ospite principale, che è Don Angelo Pittau, Monsignor Pittau, che in questo momento a messa, sta facendo la messa serale del sabato, e sarà tra noi tra una decina di minuti. E quindi anche lui dovrà dare un saluto, come adesso darà il primo saluto l'assessore alla cultura del comune di Villacidro, che è Giovanni Spano, che appunto si presenta non solo in veste di assessore ma anche in veste di scrittore, perché tra poco ci sarà la pubblicazione di un piccolo volume di poesia e proprio la settimana prossima sarà in questa sede, se non vado errato, presentato questo piccolo libro dove ci sono una quindicina o una ventina, qualcosa di più, 25 scrittori diversi, tra cui scopriremo anche qualche vero poeta, non lo so, non li conosco tutti, ma vedremo. Sono le cose che poi sono portate avanti da, mi ricordo il nome, Giampaolo Madao, che si sta interessando di raccogliere tutte queste cose. E quindi per ora cedo la parola appunto all'assessore e poi direttamente lui, se volete fare anche qualche domanda, poi ci dirà qualche cosa sulle sue opere fatte fino ad oggi. Annino Melo. Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata che è stata proposta dal signor Fisio un mesetto fa, insomma, che io ho accolto ben volentieri, perché Annino Melo è un personaggio particolarissimo, che evoca in ciascuno di noi sentimenti contrastanti, per cui mi interessava particolarmente averlo a Villacidro per sentirlo parlare della sua vita, della sua storia. Una storia che insomma tutti quanti conosciamo per quelli che sono i risvolti che ci sono stati raccontati dalla stampa, dagli atti dei processi. Ci sono dei risvolti però umani che molto spesso e per la nostra superficialità non prendiamo in considerazione, ed è importante secondo me parlare e sentir parlare Annino stasera per capire cosa c'è dietro il personaggio Annino Mele, che tutti quanti, io in quel periodo ero un ragazzino e sentivo parlare spessissimo di Annino Mele come figura mitica, no? Il bandito, ed è rimasta questa accezione nella mia testa, alla quale però voglio abbinare, lo voglio fare perché lui ha scontato i suoi debiti con la giustizia, per cui ha diritto di ricominciare la sua vita. Ed è per questo che io ringrazio Efisio per averci fatto la proposta, ringrazio l'editrice Maria per aver dato alle stampe questo libro, ringrazio i nostri ospiti stasera per quello che ci faranno vivere, e vi lascio la parola. Se preferiamo ascoltare prima la voce del principale invitato, passiamo direttamente a lui la parola, brevemente insomma ci dirà qualche cosa e poi passeremo a tutta la spiegazione intorno a questa microfoni ci sono anche opera. qui, aspettate che vi do vicino, devo passare di fronte. Ecco, sì. Se vuoi dei particolari continuiamo attraverso. No, questo lo lasciamo qua. C'è l'altro, aspetta.
Buonasera a tutti. Il mio inizio del breve discorso che farò, almeno per il momento, poi magari ci saranno delle domande, cercherò di evitare di entrare dentro le pagine del libro, insomma, sulla biografia dell'infanzia e del mio passato. Partirei dal titolo magari del libro, perché si è pensato di intitolarlo Il marchio del bambino. Ecco, la partenza, su questo non voglio appunto evitare un po' tutte le altre cose, però è importante perché negli ultimi anni, specialmente appunto negli ultimi anni, mi sono accorto ancora di più quanto era importante, quanto è importante questo titolo, Il marchio del bandito, perché non riguarda me, che sono stato anche latitante, eccetera, ma il marchio del bandito in senso lato è inteso per chi cade comunque, come si diceva una volta, nelle mani della giustizia. E quindi una volta che si entra in quelle mani lì, questo marchio noi non ce lo togliamo mai, che resta per tutta la vita. Allora il marchio del bandito è quello. E mi sono più volte chiesto, ma io anche durante gli anni di carcere ho fatto 31 consecutivi senza permesso, senza niente. Io è stato anche un rifiuto dentro il carcere, cioè di studiare. Ho visto tanti miei amici che hanno studiato, che si sono laureati, e alla fine però queste persone, una volta che uscivano, non andavano a occupare quei posti istituzionali, quei posti ad esempio di avvocato, o finalmente da medico o da insegnante, eccetera, eccetera. Cioè venivano esclusi. Allora io mi sono veramente rifiutato, perché ho detto la scuola in carcere, cioè studiare, prendere un titolo di studioso in carcere è un imbroglio. È importante la scuola, è importante studiare anche in carcere, è importante leggere, però ecco, a me mi serviva studiare, leggere, ma non un titolo per poi essere rifiutato all'esterno. Allora, cioè più volte mi sono, e tante volte anche nei miei scritti, anche nelle mie lotte, eccetera, è venuto fuori l'articolo 27 della Costituzione, è completamente disatteso da quel punto di vista, è disatteso totalmente. Allora questo articolo della Costituzione, questo articolo 27, ho lavorato un attimino ultimamente per ridargli un po' di vivacità, nel senso che adesso in Italia si parla della giustizia riparativa, ecco. Quindi la giustizia riparativa forse è quella che a noi comunque manca, o è mancata sempre, questa giustizia riparativa. Allora io mi sono detto, ma noi l'articolo 27 ce l'avevamo già prima che nascesse la Costituzione. In Sardegna ce l'avevamo come DNA, cioè l'articolo, quello di riparare, quello di riparare la giustizia, sulla giustizia, senza vedere come primo impatto il carcere, come vedere come prima cosa la denuncia, cioè il tribunale, eccetera, eccetera. Ecco, in questi anni sembra questa la priorità, cioè il denunciare e il mandare la persona in carcere, sembra la soluzione, ed è invece la negazione della soluzione, non è la soluzione. Quindi, detto questo, mi è sembrato appunto fare questo accenno per marcare il fallimento del processo penale, il fallimento del carcere, e sono due cose molto importanti, però sono da rivedere, perché certo non sono
uno sprovveduto, non sono così per dire vabbè. E poi, ma quello che succede senza carcere come facciamo? Insomma, ci sarà pure il carcere, ma non deve essere visto come una cosa essenziale, come quella che risolve il problema. Oggi il carcere, veramente per quello che ha la sua funzione, è fallito completamente. Ciò che la società si aspetta dal carcere non è quello che dal carcere arriva. Una volta magari il carcere c'era una componente detenuta particolare, oggi c'è una componente detenuta che in carcere non dovrebbe neanche entrare, perché sta entrando attraverso una situazione di un problema di droga che un problema di droga non è il carcere da risolvere, è una piaga sociale e come tutte le piaghe sociali vanno risolte nella società, nel vissuto sociale, quindi nelle comunità eccetera eccetera. Ecco, io chiedo scusa se ho fatto questo piccolo intervento andando oltre a quello che l'assessore ha chiesto di parlarmi della mia situazione, della mia cosa. Io, se volete, aspetto le vostre domande anche per quel che riguarda il carcere, per quel che riguarda quello che è stato prima del carcere. Io ricordo un po' bene tutte quante le cose, le ho scritte, eccetera. Non mi sono mai nascosto dietro un dito, mi sono assunto le mie responsabilità, a volte anche pagando delle conseguenze, e sono delle responsabilità che io ne ho pagato anche all'interno del carcere, perché scrivere determinate cose, chiarire ciò che accade in carcere, ciò che avviene, e non è piaciuto, ad esempio, in certi libri come Strabismi, come Mai, non sono piaciuti questi libri, non sono piaciuti, però purtroppo di carcere si deve parlare, guai se ne parliamo, oggi se ne parla di meno, sembrerebbe che non esistano più i carceri, sembrerebbe che non c'è più niente. Poi le angherie, le umiliazioni oggi sono come quelle di ieri, magari sono più tacciotte, magari sono fatte un po' più perché a volte non è solo il manganello quello che determina la violenza su una fisica, su una persona, sono anche le violenze psicologiche che il detenuto subisce e anche il familiare, e spesso anche il familiare che va a trovare il loro congiunto. Quindi di questo io sono disposto per ne parlo volentieri e su tutto quello che intendete chiedere sono qua per rispondere. Grazie a me, poi interverrai se ti faranno qualche domanda. E intanto vorrei dire che abbiamo bisogno della parola del padrone di casa che ci ospita qui, Monsignor Pittau, che ha appena terminato la sua messa serale del sabato, ed è l'unico personaggio che possa parlare anche di Ennio Mele, perché lo conosce profondamente, quasi quanto l'amica dottoressa Caligari, sì, che le conosce da tantissimi anni, e lo conosce personalmente proprio e interiormente da anni. Anche Angelo Pittau, che è cresciuto, è nato insomma tra il libro di Giobbe, Coelet, il Cantico dei Cantici, insomma conosce bene le persone, l'umanità, e quindi sa che cosa può darci come suggerimento, perché possiamo leggere con molta serenità e tranquillità quest'ultimo volume di Ennio Mele, il signor Pittau. C'è il microfono. C'è il microfono. Mi scuso prima di tutto per il ritardo, ero a messa, quindi ho anche quei doveri da compiere, quindi la parrocchia a volte ci chiede il nostro contributo ho pensato a cosa potevo dire, addentrarmi sul libro di oggi e sugli altri romanzi, eccetera. Mi sembra che forse non è tanto il mio
però prima di tutto vi saluto e vi saluto ringraziandovi anche per questa presenza. Bisogna che anche il nostro operare sia una testimonianza, il nostro operare risponda a quelle che sono le vere necessità dell'oggi. Le necessità dell'oggi prima di tutto la persona. Più vicino al microfono. Mi sentite? No, Più forte, più vicino al microfono. La necessità dell'oggi è la persona, sono le relazioni, sono riuscire non solo a dialogare, ma riuscire a capire, a comprendere, ad essere dentro. I libri di Ennio Melle parlano di pazienza, di speranza, un pochettino anche qualche volta lo utilizza il termine fede. Ma al di là del discorso della fede, il discorso della sofferenza dell'uomo è il discorso della liberazione, cioè della speranza. E questa speranza è una luce che ci deve portare avanti. Lo sono andato a vedere nella scrittura. Geremia viene buttato un po' in un pozzo prigioniero. C'è la prigionia di Geremia, lo vogliono lasciare buttato nel pozzo in modo che nessuno lo aiuti, immerso nel fango. Poi troviamo Giovanni Battista, gli tagliano la testa, buttato in catene e poi gli tagliano la testa. Gesù Cristo anche è stato messo in prigione la notte della passione, da Getsemani viene portato in prigione, Pietro anche viene portato in prigione, Paolo ha una lunga prigionia, una lunga attesa del processo, un processo che poi si conclude con la decapitazione. E ho riflettuto, ho pensato a San Vincenzo de Paolo che spende la sua vita nelle galere con i galeotti del 1600 e del 1700. E allora mi sono chiesto che cosa potevo dire e dico quello che medito spesso io. Al capitolo 13 dell'Apocalisse ci sono alcune raccomandazioni, proprio la finale del libro dell'Apocalisse dice ricordatevi dei prigionieri, come se foste anche voi, anche se voi foste anche prigionieri con loro. Ricordatevi dei prigionieri. Ci ho pensato nel BR che ho cercato di seguire i prigionieri, ero tutore fino a un anno fa, di 2, e quindi ho pensato ai prigionieri, a quelli che accolgo spesso nelle comunità. Ormai l'80% hanno un'esperienza di carcere, una dura esperienza di carcere. Gli stessi malati mentali hanno un'esperienza di carcere. Penso a questa realtà che in Italia è dimenticata. Se ci sono delle associazioni per seguire i carcerati, nelle carceri c'è anche il cappellano, però l'Italia spesso è stata condannata dalla Comunità Europea e c'è ancora una condanna perché la situazione delle carceri italiane è una situazione immorale,
inumana. E certo c'è anche la riflessione, il Signore è il mio aiuto. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Cosa mi può fare l'uomo? L'uomo si può abbruttire contro di me, questo sì. Ho pensato a queste cose, se dovevo parlare della letteratura, molto più bravo il Fusietto di me di queste cose, no? Invece ho pensato di dirvi queste cose. Pensate cosa vuol dire un minore buttato in carcere a 14-16 anni, poi dicono che lo liberano, ma intanto ha già fatto l'università, gli è bastato un pochettino di giorni nel carcere per fare l'università. L'università la fanno a UTA, la fanno. Non parliamo, come si chiamano questi i defender, così, carceri per i delitti sessuali, eccetera. Provate a entrarci, vedete. Sex offender. Provate a entrarci. Io non voto, sento il dovere. Pensate, do delle case a chi non ha alloggio e sto dando la gente che è stata condannata e ha fatto 12-13 anni di carcere. Cioè io sento il problema sulla pelle, sento il problema. Credo che la comunità cristiana se ne lavi un pochettino le mani. Un tempo dicevamo che chi doveva essere in carcere era libero, e in carcere c'erano innocenti. Non voglio dire quello, per carità, però a volte mi ho voglia di dirlo, a volte mi ho voglia di dirlo. Ecco, io ho concluso, ho detto faccio un intervento provocatorio, come al solito, tanto mi conoscete. Faccio un intervento, però perché ho accolto, questo è un centro culturale di alta formazione. Oggi non si educa più, oggi non si dà più cultura, si dà anche poche nozioni, per carità, si danno anche poche nozioni. Bisognerà pure che si riparta di dare un'educazione del bambino piccolo all'università, all'uomo maturo, di dare un'educazione. Nell'educazione c'è la dignità dell'uomo. Nel momento in cui si calpesta la dignità dell'uomo per quanto colpevole, non c'è cultura, non c'è civiltà, non c'è uomo. Guardate che questo sta diventando un'insensibilità spaventosa. Un'insensibilità spaventosa che non è solo è anche verso gli immigrati. Ma qual è la sofferenza dei parenti dei carcerati? Sino all'altro ieri ero direttore Caritas. C'erano e ci sono carcerati che hanno 2 o 3 giorni per andare a casa. Come fanno ad andare da Isarena se non ci sono pullman, se non ci sono... Mi sto spiegando. Come fanno a raggiungere Alghero se non c'è una comunità cristiana che gli paga il viaggio o che li fa da tassista? Come che nascono dappertutto associazioni a non finire, mentre invece su questo nervo scoperto della società noi non abbiamo attenzione, non abbiamo sensibilità, puntiamo il dito. Ecco, io ho voluto dire questo, termino dicendo: il Signore è il mio aiuto.
non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? L'uomo non mi può distruggere. E purtroppo in carcere si tenta di distruggere l'uomo. Un uomo che si è speso nelle carceri, io sto pensando all'ex direttore della Caritas di Milano, no? San Vittore, sto pensando ad alcune suore della Regina Celi. Ci sono uomini che hanno speso la loro vita per carcere. Però bisogna che qualcuno prenda questo esempio per molti. Grazie. Grazie a Monsignor Pittau, la parola adesso alla dottoressa Caricatis. Grazie, intanto buonasera a tutti, io presiedo conferenza. Maria Grazia, perché non prendi quello? No, c'era il microfono di Donangelo che era molto alto, proprio in quadro. Adesso? Va bene? Sì. Ok, io presiedo una piccola associazione che da 10 anni si occupa di lavorare all'interno delle strutture penitenziarie, in particolare a Cagliari, ma non solo, perché riceviamo anche segnalazioni e lettere da detenuti sardi che sono anche nelle case circondariali, nelle case di reclusione e nel penitenziario. I nostri detenuti sardi complessivamente sono circa 1051 se non sbaglio con i numeri, ma nelle nostre carceri in Sardegna abbiamo oltre 2200 detenuti e questa situazione si è decisamente complicata nel momento in cui sono state costruite 4 nuove strutture penitenziarie che sono tutte case di reclusione per detenuti in alta sicurezza. In Sardegna abbiamo anche nel carcere di Bancali i detenuti in 41 bis, che è la massima pena prevista dal nostro ordinamento. Io voglio ringraziare particolarmente Annino Mere e Maria Marungi per l'invito a partecipare a questo incontro e un saluto speciale lo rivolgo proprio a Don Angelo Pittau, perché adesso ci ha dato degli spunti di riflessione, ma noi lo ricordiamo per l'impegno sociale che Don Pittau esercita, e naturalmente Efisio Cadoni, che si tratta di 2 figure culturali, animatori di questa realtà in un territorio particolarmente significativo, dove la vita sociale, io conosco Villa Cidro perché è una località veramente nota, innanzitutto confronto e libera espressione di sentimenti e saperi. Grazie quindi anche all'amministrazione comunale che al di là delle appartenenze, oggi abbiamo Giovanni Spano, ma al di là delle appartenenze ha sempre individuato nella cultura, nelle capacità appunto di rappresentare se stessa con il nome tutelare di Giuseppe Dessì in questa città e identificando questa comunità come una comunità dove la cultura ha un peso significativo, e di questo bisogna dare atto, perché Villa Cidro si distingue all'interno di questo territorio per questo tratto caratteriale. Penso però che un plauso debba essere riconosciuto a Alfa Editrice, di cui Maria Marungi è titolare, perché ancora una volta questo innocente libro, perché apparentemente si tratta soltanto di una riedizione di un'autobiografia, è un documento importante appunto che esprime nel titolo
una chiara provocazione. È un titolo guida per capire da subito con chi si ha a che fare e per porre la società, come Don Angelo sottolineava un attimo fa, davanti a una problematica che innanzitutto è umana ed è culturale, da cui nessuno è escluso, non è esclusa la giustizia, non è esclusa la scuola, la Chiesa, la famiglia e l'informazione. Sono tutte coinvolte in questo ambito, in questo tema. La domanda è implicita, Annino la esplicita, ma in realtà il punto interrogativo resta ed è se davvero sia possibile liberarsi dall'ossessione del marchio e diventare finalmente attori della propria vita. Può sembrare banale, ma questa autobiografia è ancora una volta una testimonianza scomoda che nella semplice rievocazione di un'infanzia, di un'adolescenza, Annino è stato arrestato per la prima volta a 17 anni, guarda caso, e di una giovinezza, poi è stato catturato, perché si usano questi termini per indicare appunto la cattura di un latitante, e aveva appena 35 anni. Ebbene, questo testo pone degli interrogativi perché mette l'accento sulle gravi criticità del sistema giudiziario e di quello penitenziario. Io da sempre sono del parere che i libri bisogna leggerli e non raccontarli, perché l'impatto che si ha col testo, con la lettura, ovviamente consente a ciascuno di fare le proprie valutazioni che una mediazione non può certo garantire. Tonina Pava, nella introduzione a questo lavoro, che è veramente efficace, rende appieno il senso del narrare di Annino tra verità, romanzo e memoria. Leggendo tra le righe di una vita, però, vi ho trovato numerosi spunti di riflessione e momenti di autentica immedesimazione. Chi è nato e vissuto in Barbagia negli anni 50 si riconosce nel ritmo della vita quotidiana descritta da Annino, anche per le donne che, nonostante non trascorressero le ore insieme alle pecore in campagna, avevano delle giornate davvero pesanti. Bambine abituate al sacrificio, al lavoro, al silenzio e a seguire le regole sociali, spesso limitative della propria identità e della propria libertà. Ragazzine destinate prevalentemente alle cure domestiche e non certo che potessero sviluppare ambizioni artistiche, scientifiche o letterarie. Ma la storia di Annino ci presenta una persona che nella vita del sacrificio e del lavoro ha trovato la propria personale ragion d'essere. Ci sono tanti momenti di abbandono emotivo in questo libro, quando racconta la sua esperienza nell'ovile, dove la solitudine è spesso anche timore, e questo soprattutto quando si è ragazzini. C'è il desiderio di essere diverso in una realtà dove il bene e il male, dove sbagliare o commettere è un reato, spesso sconfinano l'uno nell'altro. Ci sono istituzioni che Annino cita, come la scuola e la Chiesa, che spesso si sono dimostrate nemiche di chi cerca la propria emancipazione, ma che non ha sufficienti supporti né culturali né economici. E poi c'è una famiglia segnata da un'ingiusta detenzione del padre, e il padre, dopo questa detenzione, cambierà radicalmente il suo rapporto con i figli, e Annino ne soffrirà, è un ragazzino, e Annino amava suo padre,
come solo un bambino in tenera età sa fare. Lo ama in modo totale, assoluto, indiscutibile, inarrestabile, anche quando se ne allontana per l'impossibilità di poter condividere con lui un progetto di vita. A tenere il legame forte con la famiglia, alla fine è la madre, che mostra un coraggio insospettabile per difendere il figlio in diverse circostanze. E Annino ha avuto sempre un rapporto molto speciale con la madre. Tuttavia la sua vita, la vita di Annino, è segnata. Non sappiamo se davvero, come molti gli hanno suggerito, è lui che attrae come una calamita i guai, però è certo che ci sono aspetti come quelli del terrorismo, delle organizzazioni come l'EPR, Barbagia Rossa, il MAS, che hanno avuto su Annino un peso notevole, ma tuttavia non lo hanno mai del tutto convinto. L'identità di sardo, profonda, radicata in quest'uomo, non gli ha permesso mai di aderire acriticamente a un progetto che ha sempre sentito troppo lontano da sé, troppo freddo, troppo deciso da altri. Annino ha sempre amato comprendere, riflettere sul perché, rielaborare, osservare il suo mondo e rispettare le norme che lo governano. Insomma, è uno che pensa con la sua testa e non ha mai smesso. La libertà di pensiero non lo ha mai abbandonato, neanche dietro le sbarre, neanche in quei lunghi anni in cui, facendo i conti con se stesso, non ha mai abbandonato né trascurato la realtà che gli stava davanti. Lì il pensiero è diventato parola e ha iniziato a buttare giù su una vecchia macchina Olivetti queste sue storie. Annino ha un marchio, ma pensate, ha scritto 7 libri, sta per uscire l'8º. Ebbene, nessuno dice andiamo a una conferenza con lo scrittore Annino Mele. Ci sono persone che scrivono un libro che non ha neanche un grande successo e trovano scritto nel loro curriculum scrittore e si elevano al di sopra di questo elemento che è così nobile. Da tempo rifiuta lo stereotipo del bandito che gli è stato affibbiato. Il sequestro non paga, liberate l'ostaggio, sono Annino, state tranquilli. Sono state le parole che lui ha pronunciato e che hanno davvero indicato una svolta nel mondo suo, privato, che già aveva maturato, ma anche una svolta nel mondo esterno. Annino, lo dice con chiarezza, ha fatto esattamente quello che il destino e le circostanze lo hanno costretto a fare. Non lo ferma neppure il tè alla stricnina, perché anche questo ha dovuto subire. C'è ormai una condanna pesante per lui, ma c'è anche la legge Gozzini. L'ergastolo è una misura anticostituzionale perché è nata da una discussione tra i padri costituenti e non ha trovato una soluzione, perché poi si poneva sempre il problema principale che noi riteniamo che la sicurezza sia contenimento, chiusura, allontanamento, esclusione, e questo è un tratto che ci caratterizza nella storia. C'è poi quell'ergastolo ostativo che per esempio impedisce da 40 anni a Mario Trudu di avere un momento di pace, e Mario Trudu si trova in carcere con un tumore e con un grave problema respiratorio, eppure da questa situazione
non si riesce ad uscire, ma non per andare a passeggio, semplicemente per farsi curare. Quindi questo è un obbrobrio che non può essere accettato in uno Stato di diritto. La stessa dedica che Annino nella prima pagina di questa autobiografia fa a quanti sono condannati all'ergastolo stativo è un ulteriore segnale di chi vuole una società diversa, che superi le contraddizioni di un sistema giudiziario dove la pena non corrisponde al dettato costituzionale. Mi ha fatto cenno all'inizio questo articolo 27. Sapete, non è facile affacciarsi alla vita dopo una pena così pesante. L'ergastolo segna corpo e mente. Per vincere, lui ha detto che non ama i titoli accademici, però ha studiato e bisogna studiare le norme bene, fino in fondo, trovare al proprio fianco però anche persone che sanno comprendere il profondo cambiamento di chi è capace di analizzare e trarre le conseguenze di ciò che vede. Annino, lo dico così, con semplicità, è un miracolato. Oltre 30 anni di cattività non lo hanno peggiorato e già questo è un dato che bisogna tenere presente. Ma il merito di tutto questo non è dell'istituzione detentiva, non è degli educatori che pure si sono fatti carico di lui, non è degli agenti che hanno seguito la sua evoluzione, no, il merito è tutto di Annino, del suo desiderio di essere parte della società e soprattutto di conoscere fino in fondo se stesso, chi è, che cosa vuole fare, che cos'è la sua vita. Insomma, quello che Socrate diceva come principio fondamentale, conosci te stesso per scoprire l'umanità che c'è dentro di te, ebbene, lo ha fatto anche lui per dare un senso alla propria vita. Così gli è stato possibile riconquistare il rapporto con il padre e la madre, con la scuola. Annino ha collaborato per anni e ha realizzato un rapporto epistolare, pensate, con una scolaresca a Meda, cioè i ragazzi gli scrivevano su tematiche, discutevano in classe di queste problematiche e poi è riuscito a recuperare il rapporto con la famiglia e soprattutto con suo figlio, perché dietro ogni detenuto dobbiamo sempre ricordarci che ci sono familiari, amici, figli, nipoti che vivono quell'esperienza con estrema difficoltà. Sta ancora lavorando su se stesso perché il penitenziario abbruttisce, rende bambini, infantilisce, perché tutto si deve fare secondo regole dettate oggi da uno, oggi dall'altro, insegna a mentire, insegna a dissimulare, insegna ad accaparrarsi la benevolenza, perché il diritto molto spesso è cancellato. In carcere le persone cercano il consenso di chi via via può favorire l'esercizio dei diritti che mai dovrebbero essere scambiati per personali elargizioni, per favori, come siamo abituati a fare nella società. Fai questo per favore e invece non esigiamo i diritti che sono sacrosanti. In carcere c'è sempre una domandina da compilare e non ci si può fidare di nessuno. Tanti anni fuori dal consorzio sociale producono un totale disorientamento, non si conosce più il mondo, anche se si leggono i giornali, non si sa più che moneta c'è fuori, quanto costa qualcosa, come si può acquistare, altro che acquisti online. Si condensano gli affetti in qualche telefonata di 10 minuti che improvvisamente si interrompe e si resta col fiato sospeso, senza sapere esattamente che cosa voleva dire, perché ha usato quella parola. Il carcere, così com'è,
riabilita, non aiuta a tornare in società, sclerotizza i rapporti tra donne e uomini, e anche se c'è qualche realtà a livello nazionale che possiamo considerare esemplare, il discorso non cambia, anche perché nei penitenziari oggi ci sono troppe persone con problematiche sanitarie e psichiche che chiedono altri luoghi dove il ricovero e la cura possono davvero cambiargli la vita, perché oltre il carcere ci devono essere strutture alternative, considerando un aspetto che viene sempre trascurato, e cioè che chi è malato, chi ha dei disturbi, chi è entrato nel giro, nella ruota della droga, dentro la struttura penitenziaria non ci fa niente. Annino ha vissuto anni difficili, li rappresenta in questo libro, di una Sardegna ferita dai sequestri, e con questa biografia riedita dopo 22 anni, quindi queste considerazioni che ci sono qui dentro sono state prodotte 22 anni fa, e questo ci dimostra come dentro di sé sia maturata una visione del mondo differente, e cerca ancora la sua strada e la percorre con umiltà. Io personalmente gli faccio i complimenti per il risultato che ha raggiunto e gli auguro di costruire uno stabile futuro affettivo, recuperando anche quella stima nei confronti delle donne che le bigotte infide del suo paese e le fragili ragazze della sua prima giovinezza, e anche alcuni episodi della vita successiva gli hanno fatto in parte perdere. So che è alle prese con un nuovo libro e io resto in attesa, e credo anche tutti voi. Grazie. Grazie a Maria Grazia. Ebbene, io mi sono soffermato mentre parlava delle tue parole, che sono parole ritornanti, vero che anche Don Pittau ha parlato proprio di parola come parola. E l'essenza di tutto il lavoro fatto negli anni, un bel po' di anni ormai, dallo scrittore Annino Mele. La parola principale per lui è stata una che ho sempre conosciuto dai primi libri. I libri non è che finiscono in quel volume, sono un po' come i libri che abbiamo usato noi classicamente, i libri come l'Eneide per esempio, che è fatta di libri, mi pare che siano 10, 12, roba del genere, però sono collegati tutti insieme, fanno un unico libro. E così questa serie di libri, che sono 7 oggi, sono un unico libro scritto da lui, che non sono dei romanzi veri e propri, lui li definisce diversamente, vero? Sono dei diari quasi. Quando tu scrivi, anche in quest'ultimo libro, non l'ho letto totalmente, ho sfogliato appena, è un diario e tu lo definisci tale. La parola ritornante, che non è sempre espressa, purtroppo, è libertà. Libertà ha un senso grandissimo per uno che non ce l'ha. Lui l'ha goduta da quando ha incominciato a scrivere, proprio con la parola, e ha goduto la libertà e l'ha desiderata tanto per poi poterla raggiungere, e l'ha raggiunta dopo 30 anni e più. L'ha raggiunta non totalmente, ma sta per riuscirci, insomma, è questione di poco tempo, speriamo. Ebbene, questa parola di libertà si lega ad altre parole per lui quasi impossibili nell'interpretazione. Una di queste parole, un avverbio, che ha dato il titolo ad un altro di questi libri aperti, intitolato Mai. Questo Mai forse è il libro più centrale di tutta la tua opera, no? Il primo libro che è diventato Il passo del disprezzo. Tu hai fatto tanti passi anche nei libri normali, per giungere a quest'ultimo libro che è intitolato Il marchio del bandito. Ma il marchio non è quello che tu rifiuti, il marchio che hai è il marchio del tuo carattere, quello sei riuscito a completare proprio con i tuoi scritti, con le tue parole, con questo avverbio mai, che tu, di cui tu hai avuto paura
non riuscivi neppure a scriverlo totalmente, perché io cercavo di dare un valore positivo a questa negazione proprio del tempo che passa, del tempo che ci sarà sempre lì, in quel luogo dove sei stato. Anche questo lì, Cos'altro Soverbio, ritorna spesso nel tuo lavoro, dove eri una volta. Oggi non ti trovi più lì, ti trovi qui, in questo posto, il posto della libertà, dove la libertà è anche fisica, è quella che tu hai cercato per completare la tua spirituale di allora. A me ricorda nel tempo, ho scritto un piccolo articolo che poi uscirà tra qualche giorno nella Gazzetta sull'insieme dei libri suoi, perciò mi sono permesso di aggiungere queste cose, perché mi ricorda un filosofo che stimo sempre, da sempre, forse uno dei piccoli, poco conosciuto, che parla proprio dell'essere come uomini perché siamo qui in questa terra, altrimenti non lo saremo. Cioè l'essere in assoluto è solo Dio. Noi siamo qui perché abbiamo collegamenti con l'altro uomo, la cosiddetta esistenza. Esistiamo perché dipendiamo da te, tu dipendi da me e così via. La società. Quindi tu lo metti come sottotitolo di questo tuo libro, che tu vuoi, non desideri, vuoi avere il tuo posto nella società. Che è un tuo diritto. Chi te lo toglie? Ius zentium, il diritto di tutti i viventi è questo. Quindi tu oggi sei qui e sei con gli uomini e ti auguro che questo avvenga per sempre dove puoi. Grazie a tutti. La signora della via ancora quanto può mi ha detto che però possiamo fare una chiacchierata. Se non ci sono domande, c'è qualche domanda? Sì, allora, prego, meglio le domande. Vuoi fare un intervento? Prego. 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 Il libro lo leggevo con piacere, adesso faccio l'intervento. Certo.